che dopodomani, venerdì 24, questa importante strada sarà riaperta. Quindi il ponte del 25 aprile e il ponte del 1° maggio vedrà una viabilità normale, anche se la viabilità di Chioggia Sottomarina non è per definizione normale, diciamo normalizzata. Successivamente, in giornate, mi correggo, in nottate feriali, feriali, nella settimana dopo il ponte del 1° maggio, quindi qui comincia il 4 mi pare maggio, si cercherà anche di riasfaltare la careggiata opposta, quella a ovest, che ovviamente nel traffico alternato di questi mesi è stata un po' danneggiata. Questo non risolve nessun problema, ma almeno rimette in una situazione apparentemente dignitosa l'accoglienza.